Giornata storica per Venezia, alzate tutte le barriere del Mose, la città protetta dall'acqua alta di oggi, 1 ora e 17 di operazioni, la marea fermata a 73 centimetri sul medio mare. Piazza San Marco e la Basilica asciutta, veneziani in festa nella mattinata surreale, ma l'evento per ora si replicherà solo con acqua alta eccezionale. Domani con marea a 115 cm stop alle barriere. La parola di Zaia, opera attesa da decenni, abbiamo capito che funziona. Il sindaco Brugnaro ora va completato e servono lavori per la città. Il patriarca Moraglia doveva essere azionato prima. Sospiro di sollievo in Pedemontana e Valbelluna, mutate di ora in ora le previsioni che avevano fatto scattare l'allerta rossa, polemiche nel bellunese per le scuole chiuse. Contagi Covid, in arrivo un nuovo DPCM che prevederebbe mascherine all'aperto e coprifuoco per i locali. Il sindaco di Padova Giordani pronto all'ordinanza per l'obbligo delle mascherine. A Schio l'assemblea degli industriali di Vicenza, la prima nell'epoca del coronavirus, monito al governo, per ripartire servono una visione alta e riforme strutturali. Castelfranco e Portogruaro di nuovo al voto per il ballottaggio, si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 per il nuovo sindaco dopo il primo turno. Fine settimana di preapertura al Centro Culturale San Gaetano di Padova per la straordinaria mostra dedicata a Vincent van Gogh, i racconti dei primi visitatori. La nostra copertina dedicata alla giornata storica di Venezia, salvata dall'acqua alta grazie al Mose entrato in funzione. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque, oggi, viste le previsioni di alta marea, le paratie del Mose sono entrate tutte in funzione e la città si è trovata all'asciutto. Le parole del sindaco Brugnaro, giornata storica oggi per Venezia e la sua gente con il funzionamento del Mose, che da oggi salvaguarderà la città dall'acqua alta, ma dice resta ancora molto da fare. Alle 10:10, Mose è sollevato, possiamo vedere che la marea in questo momento sono 70 cm di dislivello tra il mare fuori, qua siamo a Malamocco, e dentro la laguna. Adesso aspettiamo altre 2 ore di apporto, perché a noi risulta un picco adesso, in questo momento, fino a mezzogiorno dove tirare il vento di scirocco. Però la differenza è evidente, il Mose stabile, restiamo in attesa, siamo fiduciosi, però per il momento siamo soddisfatti. Però incrociamo le dita. Buon test e veramente una buona serie di dati utili per la messa a punto definitiva. È chiaro che è una giornata storica per Venezia. Mose prova riuscita, così il primo cittadino entusiasta. Una giornata per me fantastica, perché abbiamo dimostrato che funziona. Non è ancora nelle condizioni più gravose, sicuramente ci saranno altre prove ancora più performanti, però avevamo un scirocco a 19 nodi. Sono aperte bene, un dislivello di 70-80 cm. Note tecniche doverose, cui non si può prescindere, visto che la faraonica opera deve ancora essere ultimata. Per cui dobbiamo finirlo intanto, dobbiamo pagare le imprese, dobbiamo chiudere i conti, dobbiamo fare le opere di compensazione. Pensate che a Pellestrina c'è un muretto al largo, che tanti ignorano che esista, ma che serve per rompere la marea. È calato negli ultimi 20 anni, perché il progetto è vecchio, di almeno mezzo metro, per cui bisognerà rialzarlo. Tutto questo per non avere l'erosione della costa di Pellestrina, insomma, tutta una serie di cose. Poi c'è la non secondaria questione manutenzione con relativi costi. È un tema tecnico e forse più di costi che di altro, su cui penso collaboreremo, ma le idee sono già abbastanza chiare, le risolveremo facilmente questa cosa qua. Irrisolto invece il tema della gestione del Mose, che dopo lo scandalo Tangenti vede completamente esclusi Comune e Regione.
cioè questa agenzia che è stata inventata a Ferragosto dentro un provvedimento di emergenza come il Covid, dove è stato escluso sia il Comune che la Regione anche soltanto per la definizione di chi sarà il presidente di questa agenzia, e comunque è impensabile pensare che la gente che abita a Pellestrina o che abita a Castello, alla Giudecca, non siano coinvolti in qualche modo per decidere le modalità, o gli operatori del porto, insomma. È chiaro che questa cosa non ce la mettiamo via, insomma, è un esproprio che non ha neanche senso di esistere, non conviene a nessuno. Ma per l'intanto il bilancio è più che positivo. Tornando all'oggi, conclude. È andato tutto bene e penso che le persone possano cominciare a vedere un orizzonte di vita più tranquilla, più normale. Emozionata e soddisfatta Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche, ma che ci spiega perché per ora la città non sarà sempre all'asciutto. Non vi ci abituate perché purtroppo domani è prevista un'acqua a 110 e noi non interverremo. In questa fase di test funzionali prevediamo di intervenire soltanto quando la previsione arriva a 130 come oggi. Questo perché questa quota è stata ritenuta fondamentale proprio per le rilevazioni che devono essere compiute in questo momento. Quindi quando ci saranno previsioni più basse di 130 non verrà azionato, dunque in città continuerà in quel caso ad esserci l'acqua alta. Probabilmente domani Piazza San Marco si allagherà. Una volta collaudato, il limite di innalzamento quale sarà? Al momento il parametro ufficiale che è stato deciso dal cosiddetto comitatone, quindi dall'organismo politico che sovrintende a tutta questa vicenda, è 110, quindi ove non cambiasse la decisione il Mose sarà alzato con una previsione di 110 centimetri allo zero mareografico di Punta della Salute. E poi c'è la soddisfazione dei veneziani che hanno brindato in questa giornata. Un brindisi al Mose, via! Spacchiamo lampione! Che siamo veneti qua, cae l'acqua e cresce il vino! Molti veneziani questa mattina hanno stappato una bottiglia per brindare a questa giornata storica per Venezia, il funzionamento del Mose. Questa è una giornata storica per Venezia. Ci troviamo in questo momento a Rialto, una delle zone in cui con una previsione di 120 cm solitamente qui si vede l'acqua. Infatti, come vedete, sono state montate le passerelle. Bene, gli stivali che vedete alle mie spalle, che solitamente in giornate con acqua alta vanno a ruba, oggi non verranno acquistati. L'entusiasmo lo si legge negli occhi dei veneziani, residenti e commercianti che sistematicamente si ritrovano con case e negozi allagati. Sarebbe arrivata fino agli scalini dei negozi, sarebbe entrata nella maggior parte dei negozi, per esempio io e mio fratello qua abbiamo due negozi, uno entra a 137 e non sarebbe entrata, nell'altro che entra a 119 sarebbe entrata, e nel bar vicino alla tabaccheria sarebbe entrata tantissimo perché poverino gli entra a 1 metro, e dunque oggi è stato un risultato eccezionale perché io questa mattina sono partito con i miei stivali in spalla, come sempre quando c'è l'acqua alta, perché poi ti servono per muoverti, e gli stivali sono rimasti nel loro sacchetto. Tenuto. Speriamo sia la volta buona, che così abbiamo risolto un problema decennale e fastidioso. Io che ho avuto negozi so cosa vuol dire avere l'acqua dentro. È una bella soddisfazione, al di là di tutte le varie polemiche, però non si può negare che ha funzionato. Oggi si tira un gran sospiro di sollievo sicuramente. È una giornata storica per Venezia, anche per tutti i soldi che ci hanno rubato, ma manco adesso abbiamo avuto il resoconto. Ma l'immagine simbolo di questa giornata resta quella di Piazza San Marco, lì dove lo scorso novembre c'erano le onde, oggi voglio farvi vedere proprio alle mie spalle quella che è Piazza San Marco. Questo è un momento veramente storico perché è molto difficile nel periodo delle acque alte vedere, se no insomma quasi impossibile vedere questa piazza completamente asciutta. Un segno di rinascita, l'ha definito il portavoce dei commercianti di Piazza San Marco. È quasi surreale, le emozioni sono, come dicevo, grandi. Questo è un messaggio importantissimo per la città, per i cittadini, per tutte le attività commerciali. Questo può essere veramente un punto di ripartenza per tutte le emozioni che porta questo tipo di evento, questo risultato. Le parole di soddisfazione del governatore del Veneto, Luca Zaia.
Oggi è una giornata storica perché siamo davanti a un'opera che è un'opera ormai datata, è un'opera per la quale abbiamo atteso veramente decenni per vedere se funzionava. Oggi abbiamo la certezza matematica del funzionamento, è un'opera che è costata molto sotto il profilo finanziario, ma anche di polemiche e di inchieste, lo sappiamo tutti, e almeno la rassicurazione che questo serva a Venezia. Piazza San Marco, una piccola pozzanghera contro un 30-40 cm che inevitabilmente avremmo avuto d'acqua. Direi positivo, spero che si continui così e spero che si riesca ancora di più a potenziare il sistema, e questo vorrebbe dire una messa in sicurezza generale e totale di Venezia. Ricordiamoci che resta poi ancora da risolvere il problema di San Marco, ma già questo segnale è un ottimo segnale. È una giornata di speranza, di attesa, con qualche riflessione anche sul fatto che questo risultato poteva essere ottenuto anche in tempi molto più brevi. Queste le parole del patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia. Una giornata lungamente attesa, una giornata che si pone bene nella ripartenza di Venezia nella circostanza del Covid-19. Speriamo che questa realtà sia funzionale non solo qualche volta all'anno, ma garantisca la copertura della piazza e della basilica anche quando non ci sono acque estremamente alte. È un momento di gioia, è un momento di fiducia, è un momento in cui noi diciamo che Venezia deve risorgere anche attraverso quest'opera così tanto a lungo attesa. Lasciamo Venezia, ma continuiamo a parlare di maltempo con l'allerta che è rientrata nel Bellunese. Restano però alcune polemiche legate alla chiusura delle scuole. Dall'allarme rosso si è già passato ad arancione, soprattutto nelle zone che erano più a rischio, soprattutto quelle della Val Belluna, dove si è deciso ieri al tavolo della prefettura di chiudere le scuole. Quindi devo dire che tutto sommato non possiamo che essere contenti che questa perturbazione comunque non ha provocato i danni e le preoccupazioni della vigilia. Si tira sospiro di sollievo nel Bellunese e soprattutto nella Val Belluna, dove l'allerta maltempo era massima. Fortunatamente la situazione, con il passare delle ore rientrate, alla fine il bilancio parla di alcune piante cadute a Carbonina e Misurina. Sul passo Cimabanche la circolazione ha subito dei rallentamenti, disagi e piante cadute nella zona di Feltre e a Belluno. A Belluno è caduto un cavo elettrico, poi abbiamo avuto qualche albero caduto, qualche colata di fango, tutte cose diciamo abbastanza sotto controllo. Passata la paura resta qualche malumore tra i cittadini per la decisione di chiudere le scuole in 18 comuni bellunesi alla luce delle previsioni del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile. Chiaramente la chiusura delle scuole, l'annullamento delle manifestazioni forse è stata una misura anche eccessiva poi rispetto a quello che veramente è accaduto, però io dico sempre i previsori che fanno le previsioni meteo non hanno la sfera di cristallo, meglio essere stati troppo prudenti piuttosto che non il contrario, e poi ci saremmo trovati a gestire le situazioni assolutamente molto difficoltose. Certo, se avessimo avuto invece le persone che giravano tranquillamente per la città, probabilmente avremmo avuto sicuramente una probabilità maggiore diciamo di incorrere in qualche situazione critica. Io ho ricevuto tante telefonate, messaggi ovviamente di fronte a una perturbazione che così forte non arrivava. C'era un po' di vento, ma neanche più di tanto, c'era qualche temporale. Devo dire che è chiaro che la gente poi manifesta il proprio disagio. Da parte nostra ci deve essere la responsabilità che dobbiamo assumerci comunque quando il bollettino della Regione Veneto ha indicato zona rossa. È chiaro che qui c'è un rischio di incolumità per i nostri cittadini e cui noi dobbiamo ovviamente preservare. L'esperienza maturata dopo Vaia ha portato ad una maggiore precauzione di fronte alle ondate di maltempo e alle polemiche. Padrina e Massaro rispondono così. Scottati dalla tempesta Vaia, è chiaro che questo territorio, questa provincia deve vivere veramente con grande attenzione ogni segnalazione. È chiaro che se capitano qualche errore, diciamo così, ne dobbiamo prendere atto e dobbiamo accettarlo. Dobbiamo riuscire a spiegare alla popolazione che effettuare previsioni precise è pressoché impossibile e che dopo Vaia abbiamo imparato che possono capitare degli eventi veramente molto più gravi di quello che era prevedibile, e quindi ci vuole anche la pazienza di comprendere che alcune misure che vengono adottate sono adottate a tutela della incolumità pubblica.
Voltiamo pagina, in arrivo entro mercoledì un nuovo DPCM che, stando alle discrezioni, vedrebbe mascherine all'obbligo di utilizzare le mascherine all'aperto e coprifuoco per i locali. Intanto si attende già per la prossima settimana l'arrivo dei test, dei tamponi rapidi a scuola dopo l'ordinanza firmata dal governatore Zaia. Una stretta, quella che il Premier dovrebbe firmare mercoledì prossimo, che riguarda il ritorno delle mascherine obbligatorie anche all'aperto, la limitazione degli orari nei locali pubblici per contenere gli effetti della Movida e un tetto al numero degli spettatori negli stadi. Si va dunque verso misure stringenti che camminano di pari passo con l'ipotesi di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio. Il tutto con la finalità di controllare l'epidemia e non appesantire le strutture sanitarie al momento impegnate soprattutto sul fronte tamponi, dove le ULSS locali prevedono un alleggerimento dei Covid point a seguito dell'arrivo anche in classe dei tamponi rapidi e meno invasivi, in attesa che entrino a regime anche i test rapidi antigenici indolore pensati per i più piccoli, come annunciato ieri dal presidente della regione Luca Zaia. Noi partiremo lunedì 5 in accordo con il provveditorato, con la dottoressa Sardella, a fare i tamponi rapidi perché stavamo attendendo l'ok da parte della famiglia, cioè l'autorizzazione, essendo loro minori, di poter fare i tamponi direttamente a scuola. Quindi partiremo il 5 e questo sicuramente alleggerirà il numero di contatti che oggi sono messi a domicilio, quindi in isolamento, in quarantena. Non solo, i genitori, una volta firmato il consenso per i propri figli, non dovranno più sobbarcarsi del trasporto per andare ai punti di accesso rapido e non sarà più obbligatorio l'isolamento fiduciario dell'intera classe. Il rischio era, se non partivamo col tampone rapido, di arrivare al lockdown delle scuole. Oggi noi si parlano i referenti delle scuole con i referenti dell'ULSS, si decide di andare là, escono le nostre equip, i nostri gruppi, vanno all'interno della classe, isolano la persona positiva, fanno i tamponi a tutti, se tutti sono negativi continuano la classe, andare a scuola. Si eviterà così lo svuotamento delle scuole, fenomeno che ad oggi negli istituti trevigiani conta più di 40 classi, con 296 ragazzi in isolamento, e ovvierà al problema delle code ai punti tampone, incrementati dall'azienda sanitaria proprio per far fronte alla crescente richiesta, come quello in modalità drive-in, operativo da oggi alla Zoppas Arena di Conegliano. Un buon afflusso, discreto. Sì. E andate avanti fino a questa sera alle 19. Pioggia o non pioggia? Sì, certo. Infine, ultimo dato sul fronte Covid, il cluster della Zanusso di Oderso, in cui su 175 ospiti sono state riscontrate 66 positività. L'8 ottobre ci sarà il secondo giro di tamponi e nelle parole del direttore generale dell'ULSS emerge l'auspicio che, come accaduto all'ex caserma Serena, si azzeri nell'arco di poche settimane. In attesa delle decisioni del governo, il sindaco di Padova, Sergio Giordani, in un messaggio alla città si dice pronto ad emettere una nuova ordinanza. Care padovane, cari padovani, buon sabato a tutti. Padova ha fatto molto per proteggersi dal coronavirus. Mascherina obbligatoria anche all'aperto. È pronto, anche se per ora resta in attesa, il sindaco di Padova Sergio Giordani, che spiega le ragioni in un messaggio alla città. Una seconda ondata del virus e un nuovo lockdown sarebbero disastrosi per l'economia di Padova, che in queste settimane si sta rialzando. Riprese le lezioni all'università, numerosi gli appuntamenti culturali a partire dalla mostra su Vincent van Gogh al San Gaetano. La mascherina è un'arma preziosa e il sindaco intende utilizzarla. Non ci sono alternative. O fermiamo i contagi prima che crescano o vince il virus e perdiamo tutti noi. Ecco perché attenderò ancora pochi giorni per vedere se dal governo o dalla regione arriveranno le annunciate misure che regolano in maniera ancora più violenta l'uso della mascherina, anche negli spazi aperti. Passato questo tempo proverò io ad assumere le misure particolari per Padova con un'ordinanza del sindaco. È mio dovere proteggere la città. E voltiamo pagina con l'Assemblea Generale di Confindustria Vicenza, data di scena a Schio, presente anche il governatore Zaia, la prima nell'epoca del Covid. Il mood è solo i pessimisti non fanno fortuna.
Ottima sintesi, Luca Zaia la mette così e coglie appieno il significato di questa Assemblea Generale di Confindustria Vicenza 2020. Obiettivo dichiarato nello slogan: riscrivere il futuro, sfida che nella stagione dell'epidemia del secolo attende Veneto, Italia, Europa, perché se non si agisce in una dimensione internazionale non c'è futuro per nessuno. Sul palco il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi, che parla senza peli sulla lingua, rivendica la centralità dell'impresa e richiama il governo, che ha annegato le politiche del lavoro nel reddito di cittadinanza, alle sue responsabilità. Serve una visione alta, un patto con tutte le parti sociali, una riforma strutturale. Posizione condivisa anche dal segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, che avverte: c'è una situazione sociale che rischia di esplodere, è urgente un nuovo modello produttivo che rimetta al centro la persona. Credo che sia necessario che si inizi una fase di investimenti finalizzati a cambiare il nostro modello di sviluppo. Da una parte bisogna investire nella sanità pubblica e nella scuola pubblica, e dall'altra servono politiche industriali che qualifichino il lavoro e riforme che superino la precarietà nel lavoro, che è il vero male di questa fase. Decisivo è il ruolo dello Stato, gli investimenti pubblici. Le misure europee per l'emergenza fissano uno stanziamento di 540 miliardi, di cui 85 per l'Italia. Il governo, le imprese, i lavoratori, tutti sono chiamati a investire per riscrivere il futuro, costruendo nuove opportunità. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, richiama chi produce ricchezza, che vuole dire anche occupazione, a essere punto di riferimento sociale. Non ho sentito parlare di sussidi, non ho sentito parlare di assistenzialismo, ho sentito parlare di imprese, di volontà di creare occupazione e soprattutto di non avere più tra i piedi l'ufficio complicazioni affari semplici. A me sembra chiara la posizione rispetto a un governo centrale che non dà risposte ai territori. A Castelfranco e Portogruaro domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 cittadini che torneranno alle urne per il turno di ballottaggio per scegliere i sindaci che guideranno i due comuni veneti per i prossimi 5 anni. A Castelfranco la sfida riguarda il sindaco uscente Stefano Marcon, candidato del centro-destra, e Sebastiano Sartoretto, candidato del centro-sinistra. A Portogruaro invece la sfida riguarda Florio Favero, candidato del centro-destra, e Stefano Sant'Andrea per il centro-sinistra. Lo scrutinio delle schede inizierà alle 15 appena chiuse, naturalmente alle 15 di lunedì appena saranno chiusi i seggi. E adesso parliamo di arte. Fine settimana di preapertura al Centro Culturale San Gaetano di Padova per la straordinaria mostra dedicata a Vincent van Gogh. Qui è un piacere proprio per gli occhi e per la mente. Veramente bello. 1300 visitatori nei 2 giorni di preapertura, una prova del 9 queste giornate per l'organizzazione ai tempi del coronavirus della mostra su Vincent van Gogh, ospitata dal 10 ottobre fino all'11 aprile 2021 al Centro Culturale San Gaetano. Le misure di sicurezza sono davvero molto precise e scrupolose, come vedete anch'io indosso la mascherina, le borse vanno tenute con sé, l'eventuale giacca va riposta eventualmente in armadietti, non c'è guardaroba, tutto si svolge nella massima sicurezza all'interno, ma la sensazione nelle sale è davvero unica. 15-20 persone al massimo per fasce orarie, ingressi su percorsi rigidi e controllati dal personale di linea d'ombra, e poi alcuni consigli direttamente dal curatore Marco Goldin, che ha accolto i primi visitatori rispondendo a domande, firmando libri e foto, attento a ogni movimento della complessa macchina organizzativa. Intanto non è obbligatorio prenotare, ma è vivamente consigliato. In queste 2 prime giornate di preapertura in verità sono tutti proprio prenotati, ci sono delle postazioni delle persone a distanza di 1,5 metri, anche abbiamo fatto non 1 metro, prima di entrare gli viene validato il biglietto e poi nelle sale si viene accompagnati sempre, anche se non si ha preso una visita guidata, si viene sempre accompagnati dal nostro personale che fa rispettare i tempi di permanenza all'interno di ogni sala. L'ingresso regala un Van Gogh da toccare quasi con mano, che nel silenzio si riesce a respirare. Ce la stiamo proprio purtroppo
grazie al Covid, c'è da dire, purtroppo ce la siamo goduta perché gli spazi c'erano per tutti, anche di poter soffermarsi a guardare un quadro, ad ascoltare, ma ad ascoltarsi dentro mentre lo si guardava. Guardando un quadro fai sì l'analisi dell'autore, ma poi lo rispecchi sempre dentro te stesso. Essendo così pochi si ha proprio la possibilità di vedere le cose che ognuno di noi vuol vedere. I primi calcoli parlano di una mostra che porterà a Padova 160.000 persone e tantissimi italiani, qualche straniero, una boccata d'ossigeno e di fiducia in ogni caso per la città, rappresentata dal sindaco Sergio Giordani che ha salutato i primi ospiti. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Bentrovati al meteo. Domenica ancora in compagnia di un tempo spiccatamente instabile. Vediamo insieme la previsione del 4 ottobre. Sul Veneto al mattino alternanza di nubi e rasserenamenti, precipitazioni via via più diffuse invece nella seconda parte della giornata, tuttavia meno probabili sui settori meridionali della nostra regione. Entro la notte piogge ovunque, localmente anche forti. Temperature stazionarie minime tra i 7 e i 13 gradi, valori massimi compresi invece tra i 16 e i 22 all'incirca. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, inizialmente qualche sprazzo di sole col passare delle ore temporali più estesi, anche intensi durante la notte. Temperature minime fino a 15 gradi, massime sui 19-21 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui avremo condizioni fortemente perturbate, specie però dal pomeriggio, con precipitazioni gradualmente più forti. Temperature minime sui 9-10 gradi, massime in calo fino a 17 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.